Allora, Alessio Morosin, insomma un assist fantastico, prima il plebiscito con questo risultato e poi l'operazione dei Carabinieri vi servono, diciamo, dal punto elettorale la partita sul piatto d'argento o no? Cioè, qual è l'effetto di questo clima, di questa situazione? Innanzitutto precisiamo che Indipendenza Veneta ha fatto una scelta radicale di non presentarsi a nessuna competizione elettorale, né amministrativa, né europea, né politica, che probabilmente ci sarà con le elezioni anticipate. Quindi una scelta di chiarezza per dare un messaggio forte. L'obiettivo unico di tutti i veneti deve essere l'indipendenza, nient'altro. Per realizzare questo e cogliendo la spontaneità di un incontro che è avvenuto proprio qui in questi minuti, è un'idea che è partita al di là delle diverse interpretazioni dell'obiettivo di indipendenza, che lei ha posto, direttore. Io lancerei stasera con molta determinazione un messaggio a colui che ha, seppur in scadenza, perché per nostro intendimento questa è l'ultima volta che esiste un presidente della Regione Veneto, il prossimo sarà un presidente della Repubblica Veneta, questo è ormai un dato che io do per scontato. Quindi a Luca Zaia un appello: si metta finalmente davanti, dica lui che facciamo una manifestazione dei veneti, nel senso di tutto il popolo veneto in piazza. Noi di Indipendenza Veneta ci metteremo dietro con la bandiera, anzi a fianco, perché non ci deve essere nessuno dietro, con la bandiera soltanto del Veneto, e credo che aderiscano tutti quelli che sono presenti in questa sede. Credo che anche sarebbe opportuno, onde evitare di dare una immagine esterna negativa di frazionamento, che non ci fossero le manifestazioni, per esempio, annunciate da Salvini, che è il segretario federale della Lega, non è il segretario della Liga Veneta. Con spontaneità, certo, ma magari con la stessa spontaneità e immediatezza, che capisca l'importanza, Zaia non Salvini, l'importanza di fare una manifestazione di tutte le realtà che vi sono nel Veneto, con il governatore in testa e tutti a fianco, e in un giorno che possa andare bene a tutti. Quella sarebbe, secondo me, una straordinaria occasione per portare in piazza, io credo, almeno 100-200 mila veneti. Non ho dubbio che si romperebbe un'altra barriera dopo quella che ha dato con la consultazione digitale Gianluca Busato, e quella che è stata data anche dal sondaggio confermativo ma subito nascosto, sondaggio scientifico di Ilvo Diamanti, il quale ha accertato che l'80% dei veneti vorrebbe votare in un referendum che chiede vuoi il Veneto indipendente e sovrano, e il 55% dice che in caso di votazione voterebbe sì. Sto risultato straordinario ha rotto un argine. Oggi bisogna consolidare il flusso dell'acqua della forza dell'indipendenza con il governatore che finalmente si schieri. Oggi l'ho sentito prudente, sostenitore sul piano umano di questi amici veneti che sono stati ingiustamente coinvolti. Penso a Franco Rocchetta, come si può carcerare? Mi pare Segato 2, la vicenda di Rocchetta assomiglia molto a quella di Segato. Di cosa è portatore Franco Rocchetta se non di un pensiero, di una posizione storica, di un'idea? Non l'ho mai visto alzare i toni o men che meno compiere azioni che non fossero pacifiche, ma anche della signora Maria. Sono semplicemente stupito, e di Flavio Contin, è un signore che ha già riconosciuto che quello che era stato l'evento del campanile era un evento fine a se stesso, dimostrativo. Insomma, il Veneto vuole cambiare direzione, ma si metta Zaia davanti, o a fianco meglio, a tutti noi, e noi saremo con lui in piazza, in centinaia di migliaia. Lo vogliamo subito, e prima dovrebbe convocare un consiglio regionale straordinario per discutere, per impegnare politicamente il consiglio intero su questa vicenda.